Ci sono eventi che costruiscono la storia e altri che la distruggono. La fine di Venezia inizia con un'esplosione ad Atene nel 1687. Ciao a tutti, sono Angelo Malmetti e oggi vi racconto come un colpo di cannone veneziano ha cambiato il destino dell'Europa. 26 settembre 1687. L'artiglieria della Serenissima bombarda l'Acropoli. I turchi hanno trasformato il Partenone in una polveriera. Un proiettile veneziano centra il bersaglio. Il tempio di Atene esplode. Ma ecco quello che i manuali di storia non vi dicono. Tra quelle rovine, due uomini si stringono la mano. Un veneziano e l'altro anche. Un'amicizia fraterna che diventerà odio feroce. Un patto che diventerà un veleno. Perché, vedete, quella non fu solo la distruzione di un monumento, fu la nascita di un segreto destinato a corrompere 3 generazioni di famiglie veneziane. Nel nuovo romanzo di Filippo Marini, Le maschere del leone, scoprirete che ogni grande tradimento inizia con un'amicizia e che ogni repubblica non muore per i colpi dei nemici, ma per i peccati dei suoi eroi. Le maschere del leone, dove un'esplosione di 3 secoli fa echeggia ancora oggi e dove la storia rivela sempre il suo prezzo. Disponibile ora su Amazon.